Ben ritrovati amici di Calcio Padova TV, altra bella serata di calcio a 5 al Palagozzano di Padova. Padova che continua a vincere, è giunto all'8ª vittoria consecutiva in campionato e ha consolidato sempre più il suo secondo posto in classifica. Fischio iniziale, quindi è partita la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di C1 di calcio a 5, Padova contro Futsal Giorgione. Celin, lo scambio ancora per Crepaldi, pallone messo indietro, ottimo per Celin, grandissimo gol, ma davvero una grande prodezza ancora una volta di Federico Crepaldi, ben lanciato da Celin. Crepaldi è andato sul fondo e poi ha messo il pallone all'indietro dove Celin a quel punto era tutto smarcato e ha potuto mettere dentro. 1-0 per il Padova. Androni, possesso palla, il lancio lungo a cercare Grigio, buon pallone, grandissimo, ma spettacolo al Palagozzano, e tutti ad abbracciare Marco Androni per questo assist dalla propria area di rigore. Il portiere, un lancio lunghissimo a cercare Alberto Grigio che ha messo palla a terra con il petto e poi ha scaravantato in rete, ma davvero applausi per Marco Androni e per l'ottima realizzazione di Alberto Grigio. 2-0. Tentativo di tiro e poi ancora un'occasione per il Giorgione con pallone che finisce in rete. Sulla conclusione di Santi c'è forse una mezza deviazione a centro area, pallone finisce in rete spiazzando Androni e quindi il gol del 2-1, Giorgione che accorcia le distanze con Santi, poi Crepaldi. Quindi buon pallone per Mattia Vettore che torna al gol, finalmente Mattia Vettore torna al gol. Mattia Vettore proprio in apertura al primo minuto del secondo tempo, gol di Mattia Vettore. Padova quindi che va sul 3-1. Ancora Rasula, ancora Carraro, si fa vedere Facchini e poi c'è l'autogol clamoroso autogol da parte di Manfron. Sul lancio in avanti di Rasula, Manfron ci ha messo un piede nel tentativo di anticipare Faggin e invece ha messo il pallone nella propria porta, quindi andiamo sul 4-1. Appoggio su Rasula, pallone filtrante, Tiso, Faggin e poi ottima azione con il gol di Tiso, ottimo scambio Tiso-Faggin, triangolo che si chiude proprio davanti alla porta con Tiso che da pochi passi non ha difficoltà a mettere dentro. Tiso appena entrato quindi firma il 5-1 per il Padova. Ancora Milani prova a far tutto da solo e bravo ancora una volta portiere Androni, insuperabile in queste occasioni. 4 secondi, arriverà la sirena a decretare la vittoria del Padova, anche questa sera nona vittoria consecutiva per i biancoscudati. 5-1 sul Giorgione di Castelfranco, partita che non ha mai avuto storia. Padova quindi che ha strameritato questo 5-1